Signore e signori, la più cordiale buonasera e benvenuti di nuovo qui in diretta dal Pavellon Municipal Vittoria Oliveras della Riva a Saint-Hippolyte de Voltregà. Tra pochissimi secondi in pista Italia contro Portogallo, due delle baluardi dell'hockey femminile europeo. Andiamo subito a scoprire le squadre, vediamo qui anche la grafica a corredo. Mentre stanno entrando le giocatrici portoghesi allenate dal tecnico Helder Antunes. Numero 1 Claudia Vicente, numero 10 Maria Vieira, numero 2 Marta Marujo, numero 3 Sofia Moncovio, numero 4 Maria Severino, numero 5 Marlene Sousa, numero 6 Maria Silva, numero 7 Leonor Coelho, numero 8 Joana Teixeira, numero 9 Raquel Santos. Questa è la formazione portoghese che insomma è praticamente quella che ci ha battuto ai mondiali di 8 mesi fa a San Juan. Una vittoria abbastanza netta soprattutto nel secondo tempo, dovuto essenzialmente a un calo fisico delle italiane che hanno assolutamente fatto un gran primo tempo. Poi però il Portogallo ne ha avuto di più e con il gol della numero 4 Ines Severino ha regalato e ha meritato questa medaglia di bronzo ai mondiali, cosa che l'Italia voleva confermare dopo l'ottimo campionato mondiale del 2019 in quel di Barcellona. Ora l'Italia sta per essere presentata qui al palazzetto di Voltregà. Il numero 10 Vicky Carretta, numero 20 Giorgia Meneghello, numero 3 Rebecca Taccari, numero 4 Anna Orsato, numero 5 Anna Berti, numero 6 Pamela Lapolla, capitano, 7 Francesca Maniero, numero 8 Renata Miozzo, il numero 9 Ludovica Rossetto e il numero 11 Marta Cerato. E il tecnico ovviamente Massimo Giudice. Agli ordini degli arbitri Giuseppe Ribò e David Godia, ausiliare Dario Morisio. Ci sarà appunto questa terza partita della Golden Cat, siamo a metà della rassegna. Ieri l'Italia ha perso 3-0 contro la Catalogna, mentre il Portogallo questa mattina ha vinto 4-0 sulla Francia. Ci saranno gli inni nazionali e andiamo a sentire l'inno portoghese. L'Inno Nazionale de Portugal. D'Italia. Ara escoltarem l'himne de la República d'Itàlia.
E torniamo in diretta e dopo l'inno italiano vediamo festeggiare il GS Hockey Trissino che vince l'Intercontinentale dopo il 2006, se non erro. Dopo Follonica l'Italia ritorna nel tetto mondiale vincendo l'Intercontinentale ai tiri di rigore come l'Eurolega un anno fa. Il Trissino, abbiamo visto proprio le fasi finali, una partita molto intensa. Marcello, abbiamo visto le parate di Zampoli sì, ma anche il rigori. Gol di Mendez, se non sbaglio il gol decisivo. Sì, una vittoria arrivata ai rigori. Ci siamo permessi ovviamente di interrompere il pre-partita delle azzurre perché valeva veramente la pena andare a festeggiare con il Trissino questo importante successo, un successo che sembrava cosa fatta a 1 minuto e mezzo dalla fine con il gol del 3-2 di Giulio Cocco nei tempi regolamentari, poi la doccia fredda del gol del pareggio del Valongo a 50 secondi dalla fine in superiorità numerica 5-4 e ora invece ai rigori è arrivato il trionfo della formazione di Alessandro Bertolucci che porta un altro trofeo importante qui in Italia nella bacheca dell'hockey su pista italiano. E direi che adesso chiudiamo questa parentesi e ci dedichiamo in toto alle ragazze di Massimo Giudice. Sì, una partita particolare quanto le portoghesi sono arrivate questa notte all'1 di notte, sono andate in pista questa mattina a mezzogiorno e sono di nuovo in pista e sono le ore 18. Una grande problematica soprattutto per la formazione portoghese perché è arrivata veramente a poche ore prima del torneo per problemi di volo, mentre l'Italia ha svolto insomma 4 allenamenti a Recoaro, poi è arrivata qui nella giornata di ieri e ieri ha giocato la prima partita persa 3-0 ma ha giocata piuttosto bene dalle azzurre nonostante insomma una formazione di alta caratura come la Catalogna, e poi oggi la partita contro il Portogallo. Marcello, una partita comunque difficile perché i portoghesi praticamente sono uguali a quelli del mondiale in cui abbiamo perso in quella finale, anche meritatamente ha vinto il Portogallo, dicevo prima, perché insomma hanno segnato 3 gol con la numero 4 che vediamo oggi nel quintetto, però insomma è stata una gran partita per i portoghesi in quell'occasione. Sì, sicuramente una partita complicata, una partita difficile per le 1000 ragioni che hai detto tu e anche perché soprattutto noi ci presentiamo con una nazionale decisamente giovane con Anna Orsato che oggi si è guadagnata i galloni di titolare dopo la buona prestazione di ieri, prestazione di fatto all'esordio in pianta stabile nella nazionale azzurra, così come all'esordio quasi sono molte delle atlete in forza alla squadra di Massimo Giudice che dovranno sudarsela anche oggi. Diciamo che il Portogallo non è la Catalogna ma non è sicuramente l'ultima arrivata. L'Italia appunto schiera la Polla, Tamiozzo, Maniero, Tritico che ieri ha tenuto banco per tutta la partita, tranne gli ultimi minuti dopo i crampi della capitana Materana, e Anna Orsato, la ticinese anni 16, che si guadagna il primo quintetto nazionale senior femminile, mentre la formazione guidata da Antunes schiera Moncovio, Sousa, Severino e Raquel Santos. Tra i pali c'è Maria Vieira e Claudia Vicente. Abbiamo prima l'azione italiana, cioè fare un attacco di La Polla sulla numero 9 Raquel Santos, una formazione come detto in questo caso due esperte come la numero 3 sono Moncovio e Sousa, che insomma è l'icona dell'hockey femminile portoghese, due giovani che stanno veramente impressionando nell'ultimo biennio. Cioè Severino, intanto c'è Marlene Sone, prova subito il tentativo personale sull'errore di Maniero, non riuscita a controllare la pallina, ancora La Polla che riesce a rubare la palla proprio alla capitana portoghese, in forza al Benfica, il Benfica che ha vinto tutto in questa stagione, proprio come il Matera in Italia. Ancora il Portogallo che sembra avere più le idee chiare in questo avvio di partita, con la numero 4 Severino su Maniero, ancora Severino, brava Vicky Caretta sul tentativo centrale della veloce atleta portoghese. L'Italia, Marcello, non sta giocando come ieri, poco precisa, ora cerca di gestire la pallina, La Polla con Maniero, i due si conoscono, giocano con la Decon, Rolle e Matera. Tamiozzo, dopo magari sentiamo anche Marcello, tanto Maniero per La Polla schiaccia tanto l'acceleratore del Portogallo e recupera questa pallina appunto con Sousa. Ora Marlene contro Maniero, Marlene al centro trova Moncovio, scivola l'atleta portoghese, chiede il fallo, non c'è. Per la coppia arbitrale nessun fallo. Tamiozzo per La Polla contro Vicente, bella la conclusione della Polla
che abbiamo visto anche ieri rispetto al mondiale, anche l'europeo, più spostato in avanti, Marcello. Sì, allora inquadriamo un attimo quello che sta succedendo, un paio di errori da parte di Maniero in difesa che hanno lasciato libere le atlete del Portogallo, errori ovviamente da annullare per motivi di concentrazione, e poi molti passaggi sbagliati in fase di costruzione. La prima volta che l'Italia è riuscita a mettere in fila 2 passaggi fatti bene è arrivato il tiro diretto. Intanto qui c'è un cartellino blu fischiato ai danni della giocatrice del Portogallo numero 9 per il fallo su Tamiozzo. Uno dei 2 arbitri stava dando il semplice fallo di squadra, il secondo invece è andato deciso a questo blu per Raquel Santos. Lo andiamo a rivedere, c'è il tocco, l'abbiamo visto abbastanza chiaramente, si allunga nettamente il piede, non ci sono dubbi sul fatto che questo sia tiro diretto. Quindi a 2.51, prima occasione per l'Italia, il primo tiro diretto del Golden Cut per le azzurre, e Tamiozzo al tiro contro Claudio Avvisente. Attenzione, Tamiozzo, il gol! Palo gol, primo gol per la nazionale italiana al 2.51 con Elena Tamiozzo. Una bella conclusione, è riuscita a fare spostare il portiere dove voleva lei e ha segnato con grande facilità il gol dell'1-0. Lo rivediamo qui, la serie di finte, in particolare l'ultimo gancio hanno interrotto il replay, lo riprendiamo, doppio gancio velocissimo che ha mandato fuori tempo il portiere, poi il tiro che ha rischiato, su cui ha rischiato tantissimo perché la porta era spalancata ed è invece arrivata una conclusione che si è infilata sul palo prima di andare in gol, ma quello che importa è che la pallina sia entrata. Time out chiesto subito dalla panchina portoghese in questo time out. Mentre vediamo qui da lontano, siamo in una posizione diversa rispetto a ieri, siamo in una posizione migliore per assistere alla partita. Vediamo Massimo Giudice che sta impartendo gli ordini in base alla, probabilmente uno schema tutto per gestire la palla in maniera migliore, per un avvio un po' confuso, un po' sottotono per le azzurre, e comunque hanno tolto il gol grazie a questo tiro diretto segnato dalla formazione italiana con il bastone e l'idea di Elena Tamiozzo. Quindi 1-0, nessun cambio, anzi sì, è entrata Maria Sofia Silva ovviamente dopo il cartellino blu inferto a Santos. Quindi ora il trittico della formazione portoghese è formato da 3 giocatrici che hanno vinto tutto in Portogallo, cioè del Benfica. Ora Sousa interviene falosamente l'Italia con il bastone di Carretta. Dobbiamo dirlo anche, bisogna sottolinearlo, è cambiata la temperatura oggi perché è arrivato il caldo qui, il primo caldo di stagione anche qui in Catalogna, e quindi si sente abbastanza nel catino qui del CP Voltregà. Moncovio, assistetta al centro per Sofia Silva, ma in questo caso non è molto precisa, la numero 6 che ben conosciamo a livello europeo, Paracareta. Abbiamo visto un'altra azione importante delle portoghesi che liberano la giocatrice in area, già la seconda volta che succede. Ora Maria Sofia Silva, ovviamente il Portogallo spinge molto in attacco e ovviamente lascia anche qualche spazio in contrattacco per le azzurre. Ora ovviamente oggi vestite in bianco vestite. Ora Moncovio, c'è il fallo di squadra probabilmente di Tamiozzo, aveva fermato falosamente la numero 4 Severino. Bisogna proprio stare attenti a questa giocatrice molto giovane, 17 anni, ma molto veloce, già inciso anche nel campionato portoghese. Ora Sousa per Moncovio, quindi Severino tira a distanza, Paracareta, però non recupera il rimbalzo. Maniero può riprendere la squadra rosso-verde con Moncovio per Marlene Sousa contro Pamela Lapolla. Serve Moncovio, poi fuori per Maria Sofia Silva, ancora lei contro la giovanissima Orsato. Ancora il Portogallo cerca di imbastire l'azione offensiva. Moncovio per Sousa, raddoppio su Sousa, Tamiozzo ruba la pallina. Ora l'Italia contrattacco contro 3 con Maniero che riesce a tirare solo in un secondo momento, non è riuscita a deviare subito di prima intenzione. C'è anche la porta abbastanza sguarnita per lei. Bella azione dell'Italia che insomma dimostra anche di avere buone chance in fase di contrattacco.
Ma ancora il Portogallo con Moncovio, c'è sempre presente la numero 9 Pamela Polla che recupera la pallina, poi serve Maniero, ancora la Polla dietro porta, serve Tamiozzo contro Severino, arriva a sostegno anche Sousa. 5 minuti ma molto intensi, Marcello. Sì, noi stiamo giocando molto sul contropiede, abbiamo già creato, a parte il gol, un paio di occasioni importanti, la più rilevante è quella di prima con Maniero, ma anche nel precedente 3 contro 2 i portoghesi hanno dovuto soffrire. Traballiamo un po' in difesa, devo dire, facciamo veramente tanta fatica, rischiamo ogni volta di fare fallo. Attenzione a questo gol con la pallina recuperata e Anna Orsato passa di lì nel momento più opportuno, poi se ne va in avanti, qui era fallo su di lei, mantiene comunque il possesso della pallina con grande personalità. La Orsato in questo caso è andata a sbrogliare una situazione davvero complicata sulla seconda palla respinta da Vicky Carretta. Ora commettiamo l'ingenuità dei 5 secondi restituendo così la pallina a un Portogallo che sta spingendo in modo abbastanza forsennato alla ricerca di del pareggio dopo il gol di Tamiozzo che regala momentaneamente alle azzurre il vantaggio. Sì, rispetto a ieri alla partita inaugurale con la Catalogna manca Santo Chirico nel quintetto e anche la scelta tecnica da parte di giudice che ha a disposizione 12 atlete, 9 esterne e 3 portieri, e questa volta ha parlato, anche lei è fuori dalla scelta delle 10. Ora ancora Moncovio, sempre per vie esterne la numero 3, cercare la percussione della numero 6 Silva che comunque si procura un fallo, è il numero 3 a favore per delle azzurre. 0 ancora per il Portogallo, siamo al 6:26. Lo rivediamo qua il fallo di Anna Orsato che con il braccio ha commesso l'irregolarità. Ancora raddoppio su Silva, meglio la Polla cerca il sostegno delle sue compagne, va sull'angolo per cercare di manovrare l'azione, riesce, bravissima la Polla a uscirne fuori da questo raddoppio delle lusitane. Poi la Tamiozzo per Orsato, poi ancora Maniero, la Polla al centro per Tamiozzo. Ora una rapida, un bel flusso di pallina per le azzurre che avevano iniziato un po' insicure. Poi la Polla per Orsato disturbato da Ines Severino, si ferma probabilmente la pallina con il pattino, può ripartire quindi il Portogallo che opera un altro cambio, esce la numero 4 Severino e rientra il numero 9 Santos, una che spinge molto sulle fasce a cercare poi le percussioni sia di Marlene sia di Sofia Silva. Rimane sempre un trio del Benfica sul piastrellato di Fonte bravissima conclusione di Moncovio l'assist filtrante di Sofia Silva, e questa volta non riesce a fermare questa conclusione velenosa la Vicky Carretta. Quindi una bella azione, ma ci abbiamo già parlato più diverse volte. Sì, stavolta davvero molto bella l'azione perché l'assist è stato dei migliori, era anche marcata l'autrice del gol a Moncovio, ma non è riuscita Tamiozzo a impedirlo. C'erano le due giocatrici migliori su questa azione. Nonostante tutto il Portogallo ha trovato la via del gol e il pareggio, devo dire, meritato per quello che si sta vedendo fino a questo momento in pista. Ora bisognerà reagire e non farsi sottomettere nel gioco come è accaduto negli ultimi minuti. Attenzione a questa percussione, ancora una pallina messa in mezzo, doppio passaggio e miracolo veramente di Vicky Carretta questa volta, e ci arriva con il guantone. Situazione complicata, in difesa abbiamo qualche problema in marcatura. Sì, giocano molto bene le portoghesi in attacco, cerca sempre il rimorchio dell'atleta della compagna, batte veloce la squadra portoghese ma deve ribattere. Guarda questa azione veramente incredibile con i 3 passaggi, 1, 2, il terzo scarico e poi col braccio di richiamo Vicky Carretta che riesce a mandare via questa pallina, a tenere il risultato ancora fermo sull'1-1, ma il Portogallo sempre che attacca senza sosta, con grande rapidità e molta precisione nei passaggi. Non in questa occasione però, perché Moncovio non riesce a servire precisamente la capitana del Portogallo, sbaglia però qua il possesso. Tamiozzo recupera la sfera, la numero 3 l'attrice del gol del pareggio Moncovio, ma a sua volta la Polla riesce a servire Maniero in attacco, Maniero tiro diagonale, però non ci arriva Orsato, ovviamente il tiro era piuttosto forte, quindi può recuperare, può ripartire
la squadra rossoverde. Santos per Sousa con l'ingresso in area di Sofia Silva. C'è la deviazione della difesa azzurra. Tamiozzo in posta per la Polla, ancora Tamiozzo, poi Maniero, Orsato. Sono passati ormai 10 minuti, 1-1 il risultato. Al gol di Tamiozzo su tiro diretto ha risposto Moncovio. Ora ancora Tamiozzo, ma insomma il Portogallo è molto alto, ruba la pallina Santos su Vicky Carretta che para, arriva anche Moncovio. Qui un'altra leggerezza delle azzurre nel possesso palla. Orsato dall'altra parte, tiro per Vicente che para, questo tiro velenoso, commette fallo Orsato. Si alza il bastone dell'avversario. In precedenza erroraccio, lo rivediamo qua, di Elena Tamiozzo che passa direttamente alla avversaria. Poi non ci hanno fatto vedere la splendida, per l'ennesima volta, parata di Vicky Carretta e anche le scuse di Elena Tamiozzo a Vicky subito dopo. Intanto non è andata in diretta, ma un tiro di Raquel Santos ha sfiorato il palo sull'ennesima, diciamo ennesima no, però è la terza volta che il Portogallo si ritrova in superiorità in attacco e la difesa italiana sta un po' soffrendo. Infatti il giudice chiama il time out per cercare di dare un po' di rassicurazioni nella fase difensiva. Tamiozzo prova l'azione personale, ma Santos riesce a neutralizzare, poi serve la pallina a Marlene Sousa che a sua volta cercava Silva, la ritrova, recupera la pallina, Santos, palo, gol, la pallina che rimane sulla linea, poi la carambola fa prevenire il gol del vantaggio al Portogallo al minuto 10:28. Insomma è una, so se c'è replay, un bel tiro in rapidità del Portogallo, però è troppo sola la giocatrice portoghese. Qui ci vuole anche un pizzico di sfortuna, perché la pallina ha colpito credo entrambi i pali, eccoli lì, e poi è andata verso l'esterno, ha colpito il corpo di Vicky Carretta e si è infilata in rete per il gol del 2-1 per il Portogallo, un Portogallo che sta spingendo decisamente con forza sull'acceleratore, ha cercato questo gol in più occasioni, non possiamo certo dire che non meriti il vantaggio per 2-1 con il quale si è arrivati a questo time out. In difesa stiamo faticando parecchio, non so se è la stanchezza per la partita di ieri, ma il Portogallo ha giocato questa mattina, non dimentichiamolo, e ieri ha fatto un viaggio di quelli da raccontare ai nipoti, di tipo epico, passando per Parigi, tanto per intenderci, per arrivare da Lisbona, da Porto a Barcellona. E scusate, evidentemente c'è qualcosa che non va da registrare nella difesa, che comporta anche poi una difficoltà a costruire buone azioni, anche se in realtà le occasioni l'Italia le ha avute principalmente su azioni da contropiede. Il Portogallo opera un'altra sostituzione, è entrata Joana Teixeira, mentre è confermato al quartetto esterno dopo il time out richiesto dal giudice. C'è il tiro in diretto per l'Italia, siamo al 10:40, 2-1 per la squadra lusitana. Orsato contro Teixeira, la numero 3, numero 8 del Portogallo, la Polla per Tamiozzo, quindi la Polla di prima intenzione, pallina troppo alta per impensierire il numero 1 Claudia Vicente, 24 anni, una formazione insomma che è ben over 21 anni, andiamo già oltre i 24 quando guarda il quintetto, mentre l'Italia insomma con la Polla 26 anni e con Maniero 23 e 25 per Tamiozzo sono le tre giocatrici over 17, over 19 diciamo, perché tutto il resto della squadra è under 19. Ora ancora la formazione portoghese che scambia a 2 ma non riesce il passaggio di ritorno. Ora Santos con la numero 6 Sofia Silva, autrice del passaggio decisivo del primo gol segnato da Moncovio, poi il secondo gol segnato poco fa da Santos sui dassi di Marlene Sousa, che è uscita. La Polla in contrattacco, non riesce a concludere, disturbata dalla numero 7 Leonor Coelho, una delle nuove
giocatrice l'abbiamo già vista nel torneo Under 17 europeo con la selezione portoghese, ora la promozione in prima squadra, 16 anni come le nostre giocatrici Orsato, Rossetto, Berti anche se ha 17 anni e Meneghello. Tanto cambio dentro Rossetto e fuori Orsato. Sì. Rossetto, un altro prodotto del vivaio del Trissino, che insomma ha creato una nuova generazione di hockeyiste, col primo progetto con il Cornedo, poi con il Valdagno e il Trissino ovviamente a sostegno di questo progetto femminile. Ora la squadra italiana recupera questa pallina 3 contro 2, Tamiozzo per Maniero per la polla, palo, gol, è gol. Penso proprio che sia gol, non riesco a capire. Non può non essere gol. Adesso va bene che l'ha presa a rovescio, se vogliamo essere sinceri, ma sicuramente questo è gol, non ci sono dubbi. Ed è anche un bel gol, un contropiede perfetto. Brava Elena a lanciarlo e poi arriva Pamela dopo l'assist di Chica Maniero. Tutto praticamente perfetto a suggellare il gol del pareggio, il 2-2 che riporta in equilibrio la partita, riporta in linea di galleggiamento le azzurre, che sono uscite molto bene, direi, dal time out chiamato da Massimo Giudice. Sì, ha cercato già un paio di volte l'Italia di questo contropiede, proprio magari con non c'è stata troppa precisione in questo frangente, ma in questo frangente è andato tutto a posto, come vedete, è tutto un contropiede tutto perfetto, passaggi perfetti e anche una difesa portoghese che insomma un po' in ritardo, ma questo lo dicevamo, è una delle pecche della soluzione lusitania, che insomma spinge tanto e ovviamente spingendo tanto regala dei contropiedi come in questo caso alle azzurre. Ora però arriva anche la triplice marcatura su Maniero e anche il fallo di squadra, il primo per il Portogallo su questo tentativo azzurro. Insomma 2-2 il risultato, partita molto intensa in questa prima metà di primo tempo, le due squadre stanno giocando a viso aperto. Alcuni errori in difesa bisogna annotarli da ambe e due le parti, più per le azzurre che non per le portoghesi. Comunque hanno commesso poco fa il primo grave errore che ha permesso al 2-2 alle azzurre, che riprovano questo triangolo con la polla e poi Maniero gli sente decisione con la polla, vicinissimo al vantaggio l'Italia con la polla. Qui ovviamente il Portogallo ha un po' rischiato in fase difensiva, ora però d'altra parte Coelho, tentativo diagonale, Careta con il voltone di richiamo l'Italia dall'altra parte con Maniero per la Tamiozzo che cerca il tentativo rigore centrale e c'è il rigore. Si lamenta la numero 9 portoghese, ma insomma l'intervento è stato con stecca e guanto a livello pista, a livello ecco l'azione di prima delle azzurre è davvero bella. Questo è il rigore. Ah no, questo è il rigore, sì, c'è ragione. Era molto simile al contrattacco azzurro, poi ripetuto e non è andato a buon fine. E ora l'Italia può cercare il gol del vantaggio con Pamela La Polla contro Claudia Vicente al 14-15. La Polla para Vicente, arriva la pallina, è lì ancora Vicente, La Polla con esperienza ma non riesce a metterla in rete questa pallina velenosa. In qualche modo Vicente devia. Può ripartire quindi la formazione portoghese con Sofia Silva, bella neutralizzazione di questo contrattacco da parte di Maniero, però errato il passaggio con la numero 8 Tamiozzo, in questo caso insomma la balaustra ha detto di no a questo passaggio differita dalle due atlete italiane. Comunque riescono il raddoppio su di lei, Santos, anzi Coelho per Santos, Teixeira per Silva. Ora una linea giovane in pista per le nostre avversarie con Santos che però non riesce a servire Sofia Silva. In difesa stiamo tagliando molto meglio i passaggi delle nostre avversarie, diventando molto efficaci. Qui Rossetto ha una grandissima occasione ma cicca la pallina. Però sbaglia il possesso l'Italia, però riesce facilmente a arrivare già nel quarto lusitano con Maniero. Teixeira riesce a recuperare, fase piuttosto confusa del match. Coelho, arrivato Rossetto da dietro, riesce a recuperare la pallina. Un duello tra sedicenni. Coelho per Santos, per Sofia Silva, la più esperta ora in pista, i suoi 26 anni. C'è un altro fallo di squadra
per le azzurre, il numero 5, mentre c'è il time out chiesto da Antunes. Ripetiamo, siamo in diretta da Santi Ippolito di Voltregà per la Golden Cat 2023 femminile. Sono alla seconda partita di 3 dell'Italia. Abbiamo assistito all'inizio della partita alla vittoria dell'Intercontinentale del Trissino. Non abbiamo potuto assistere ovviamente all'alzata della Coppa, perché penso insomma tutta Trissino in festa, perché dopo hai fatto una tripletta clamorosa, perché in Italia non è che succede molto spesso. L'ultima volta è successo nel 2007 col Follonica, e ora dopo la tripletta nazionale questa vittoria dell'Intercontinentale, seconda volta nella storia, se non erro. Sì, diciamo che Bertolucci se ne va da Trissino lasciando una bacheca piuttosto affollata a un club che in questi 2 anni ha veramente fatto una crescita e ottenuto risultati clamorosi, praticamente vincendo tutto quello che poteva vincere sia a livello nazionale, quindi scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, sia a livello internazionale, una Coppa dei Campioni, un'Eurolega, chiamatela un po' come volete, e adesso anche l'Intercontinentale. Sicuramente un bottino incredibile per questi 2 anni di fuoco, e anche per l'hockey italiano, dobbiamo dire, è stato un toccasana, perché ritornare ad alti livelli, ad alzare coppe per club significa fare il bene di tutto il movimento, non soltanto della squadra che poi vince il campionato. Quindi complimenti al Trissino, alla società, al presidente Matteo Mastrotto, ad Alessandro Bertolucci e tutto lo staff che ha lavorato per ottenere questi risultati. E adesso possiamo ufficialmente dire che la stagione senior maschile per quanto riguarda i club è finita, e quindi ci concentriamo sulle nazionali in attesa di una stagione la prossima ancora più divertente. Ad un mese esatto dall'inizio dell'Europeo maschile, che verrà giocato poco qui, insomma, qua vicino, insomma, a 30 di chilometri da San Sant'Uni da Noia, e quindi insomma la seconda parte di stagione è molto ricca. Torneremo sempre in diretta qui su YouTube tra 2 settimane per la Golden Cat maschile, sempre qui da Voltregà, e poi l'Europeo, come ho detto, fra un mese. Ma ritorniamo in diretta per questi ultimi minuti di questa bellissima partita, di questo primo tempo molto aperto tra le 2 formazioni, tra Italia e Portogallo. La Polla in aiuto con Rossetto, poi arriva Tamiozzo, mancano 8 minuti alla fine del primo tempo, 2-2 risultato. La Polla servita da Tamiozzo, la Polla Maniero sempre alta, il baricentro portoghese. È uno dei problemi che l'Italia dovrà risolvere anche nell'intervallo, per cercare di non commettere gli errori che poi permettono, come in questo caso, una ripartenza portoghese con in questo caso la 16enne Coelho che serve Teixeira, che manca l'aggancio. Era da sola a fianco a Caretta, una posizione quasi impossibile. Ricordiamo il mondiale, posizioni impossibili l'Italia non le conosce. Non esistono posizioni impossibili, tiri impossibili, sì. Perché se è andato dentro il tiro all'ultimo secondo di Elena Tamiozzo contro il Cile, può andare dentro qualsiasi cosa. Sousa è rientrata in questi ultimi 7 minuti. Si è vista un po' la mancanza di Marlene sul Portogallo, è mancata un po' le sue idee, tutto il suo ritmo, impone il ritmo che le altre seguono veramente come fosse, insomma, è la chioccia di questa squadra, ma insomma crea quel ritmo che ha dato tanti problemi all'Italia nella prima fase di gioco. Assolutamente d'accordo con te, oltretutto introduci con lei un elemento di precisione nei passaggi e nelle conclusioni che con le sue compagne non hai, o quantomeno non hai allo stesso livello, e questo ovviamente può fare la differenza in una partita in cui abbiamo visto che le difese non sono sicuramente impenetrabili, né quella azzurra, che ha sbagliato tanto soprattutto nella prima parte di questo primo tempo, un po' meno successivamente dopo il time out chiamato da Massimo Giudice, ma anche la difesa della squadra portoghese non è stata impeccabile, ha lasciato spazio e soprattutto ha lasciato spazio a tanti contropiedi. Lo ha fatto anche in questo caso più nella prima parte della gara. Ultimamente, negli ultimi minuti, le 2 squadre hanno trovato un equilibrio che di fatto tende ad annullare il peso di entrambe, e la partita ha un po' perso di brillantezza, mentre nelle prime fasi era stata decisamente divertente, anche se condita da errori. È stato il 6° fallo per le azzurre di mister Giudice. In parte il Portogallo con Marlene Sousa disturbata dal bastone di Chiccaretta, che, come hai detto te, commette il fallo, il gancio con il bastone, e quindi cartellino blu, e quindi sarà pronta Giorgia Meneghello ad entrare ovviamente a cercare di parare il tiro diretto che andrà a battere Raquel Santos. E questo è un blu pesante, ovviamente, perché l'abbiamo già detto diverse volte, il
peso di Vicky Caretta in questa squadra è piuttosto importante, ovviamente. Non ci sarà ovviamente tiro diretto, ma rigore. Sta preparando Giorgia Meneghello, il portiere 17enne, ancora 16enne, Meneghello del Matera, ma insomma nata a Montecchio Precalcino cristicamente parlando. Entra lei ora in pista e quindi dovrà cercare di neutralizzare questo rigore che batterà Raquel Santos al 18:33. Dovrà usare tutto il possente fisico, visto che Giorgia Meneghello è tra le 3 portiere a disposizione di giudice quella sicuramente più dotata, fisicamente più alta e più robusta. Andiamo a vedere questa conclusione e c'è la parata, ma si è mossa prima. Così dice il direttore di gara, quindi rivediamo. Attenzione perché abbiamo un portiere espulso e un altro con un warning, non è proprio il massimo della vita. Vediamo. Perché è vero che abbiamo il... Andiamo a vedere. Oddio, movimento anticipato veramente di niente. Se questo è il metro, ne ripetiamo tanti di tiri diretti. Ora vediamo, non si può assolutamente muovere perché altrimenti ci troviamo con una giocatrice in porta e arriva il gol questa volta della giocatrice numero 9 del Portogallo, il gol del 3-2. Ripetiamo, un pelino fiscale il direttore di gara sul primo fischio. Il rigore è segnato da Santos sulla ribattuta, diciamo sul tentativo ripetuto, 18:39, il 3-2 del Portogallo. Gli ultimi 6 minuti, Tamiozzo per cercare di arrivare al pareggio, che sarebbe più che meritato per le azzurre. Ora Tamiozzo per la Polla, quindi Maniero, sempre alta il Portogallo nella fase di interdizione. Qua non riesce il tentativo di Tamiozzo, riparte Severino che è entrata ancora in pista, quindi è già la seconda rotazione la squadra di Antunes. Marlene Sousa al centro, cercava Santos che poi è rimasta ferma, infatti si lamenta Marlene, può recuperare però l'Italia con la Polla. Per Rossetto era lì sulla traiettoria della pallina scagliata dalla capitana Materana, dall'altra parte è già pronta al tiro Sousa, ma Meneghello assolutamente pronta al neutralizzare questo tentativo della capitana portoghese. Tamiozzo si accenta, Tamiozzo, tiro che simile alla traversa, non c'è fallo su Maniero, può comunque ripartire il Portogallo in mini superiorità. Santos contro la Polla, Santos al centro per Severino, c'è il pattino di Severino, l'arbitro catalano riesce, in questo caso combina il fallo per le azzurre, possono ripartire. Attenzione però al Portogallo che è sempre molto alto, ci sono grandi spazi in difesa, Marcello, però non riusciamo a sfruttarli in questa fase. Sì, ho la sensazione tra l'altro che il Portogallo stia un po' forzando la mano per andare alla conclusione a tutti i costi, cercando di sfruttare l'assenza di Vicky Caretta, ma in porta non è che ci abbiamo messo un palo, abbiamo messo una portiera che sicuramente sa il fatto suo e che ha già fatto un paio di interventi abbastanza rilevanti. Intanto qui c'è fallo di squadra ancora contro le azzurre, siamo già a quota 7 quindi siamo arrivati molto molto lunghi. Moncovio è entrata anche lei in questa seconda parte di primo tempo, quindi ancora trittico del Benfica e una del Turchel, cioè Moncovio. Ora Sousa per Santos, chiama il time out mister giudice. Qui bel tentativo in prima attenzione di Moncovio, ispiratissima in questo pomeriggio di prima estate qui al Sant'Hippolyte di Voltregà. Ci prova ancora il Portogallo con Santos. Rossetto con energia riesce a recuperare questa pallina, aveva commesso poco fa il settimo fallo per le italiane. La Polla si gira molto bene, serve Tamiozzo, quindi ancora la Polla cerca una percussione. Ora la coppia Vicentin-Lucana, ora sempre la Polla, ma butto il passaggio di Rossetto sulla Polla, poi ripartirà l'Italia in contrattacco con Maniero, sono 3 stecche ma la meglio Moncovio, ancora fasi convulse. Maniero, pallina che non esce dalla difesa italiana e può recuperare il Portogallo con Sousa.
Tanta confusione, sì. tanta imprecisione. Abbiamo visto diverse azioni non partite perché sostanzialmente la pallina non se la prendeva nessuno, partivano tutti in contropiede senza prendere la pallina. Intanto qui Meneghello allontana anche questo rischio, questo pericolo, e continua a rimanere in pista. C'è pronta Vicky Carretta per rientrare, c'è già il time out chiamato da Massimo Giudice, ma il gioco non si interrompe. Mancano 2,51 alla fine del primo tempo, con l'Italia che prova a imbastire un'azione. Diventa sempre molto difficile farlo a difesa schierata. Ora ci prova Tamiozzo ad andare sul fondo con qualche difficoltà, mantiene il controllo della pallina, immediatamente attaccata da un avversario che le porta via la pallina. In campo tre campionesse d'Italia con Lole Matera, Meneghello, La Polla e Maniero, 2 del Valdagno, Tamiozzo e Rossetto, vicecampioni ovviamente, che hanno giocato quest'anno anche in Champions League proprio contro il Benfica. Ovviamente la vittoria è stata piuttosto netta della squadra portoghese, del dominatore se non erro 10 volte consecutive campione di Portogallo, il Benfica, quindi insomma grande esperienza. No, c'è il cambio tra i pali, esce Meneghello, entra Vicaretta, battono in 5 le due. Ora il time out, ovviamente abbiamo visto anche un giudice un po' arrabbiato da queste confusioni in fase difensiva. In 3 su una pallina e non sono riusciti a portare in contropiede, era 3 contro 2. Sì, perché al contrario di ieri, in cui la partita era sostanzialmente a senso unico ed era molto difficile pensare di recuperare o segnare a una squadra come la Catalogna, oggi le possibilità le azzurre ce le hanno le due squadre. Sicuramente il Portogallo attacca di più in modo un pochino più organico, o meglio ha attaccato di più in modo un po' più organico rispetto a quanto non abbia fatto l'Italia, ma il risultato è di 3-2, le occasioni le abbiamo avute, alcune le abbiamo lasciate veramente lì, in alcuni casi abbiamo proprio lasciato lì la pallina fisicamente, e questo è probabilmente quello che non piace, non sta piacendo a Massimo Giudice, che vorrebbe un pochino più di attenzione, un pochino più di precisione. Ultimi 2 minuti e 11 del primo tempo. Fallo di squadra numero 2 per il Portogallo, 7 per le azzurre. Abbiamo visto che quest'oggi non c'è l'apporto del time out da parte del service televisivo, ovviamente è un altro service rispetto a quello di ieri. Intanto però c'è un fallo in attacco di Moncovio, però non c'è il fallo di squadra. È stato l'entrata nella lunetta del portiere, che noi non vediamo perché non esiste praticamente disegnata sulla pista. Attenzione alla Polla che non riesce a controllare bene la pallina. Ecco, la stessa cosa che è accaduta da un lato accade anche dall'altro, anche se va molto a fantasia e a discrezione degli arbitri in questo caso. Sì, perché la linea praticamente, magari non so se lo vedete dalle vostre televisori o no, non lo vedono perché non proprio, si vede. Appunto, si vedono proprio le due iniziali, la lunetta, le prime fasce di lunetta ai lati, ma non si vede proprio il semicerchio davanti o sotto, intorno ai due portieri. Sousa, ancora lei con gran carriera esternamente, ma la Pola è grande esperta in fase difensiva. Tamiozzo prova l'1 contro 1 su Moncovio, ancora il bastone della Trissinese, non riesce ad appionare la sfera e recupera ancora la numero 5 lusitana. Ultimi 50 secondi, Rossetto non riesce a recuperare la pallina, ancora Sousa che cerca l'ingresso di Severino e segna il gol del 4-2 in Severino. Abbiamo visto più volte questa soluzione, c'è Sousa che smista alle compagne giovanissime in centro-area. In questo caso la pallina è entrata bene in area ed è arrivata a Severino, che sapeva di avere quell'appuntamento con il gol, e ovviamente Carretta non è riuscita a fermare in quanto si è vista arrivare questo treno da dietro a segnare 4-2 al 24 e il 20 e 20, sì, il gol del 4-2, e mette insomma un doppio vantaggio importante nell'economia del match. Ovviamente c'è lo zampino di Marlene Sousa non nel gol ma negli assist, già il secondo decisivo per la numero 5 che ora gestisce la pallina negli ultimi 10 secondi.
Eh sì, qui in questa occasione l'errore è stato duplice, Rossetto non è riuscita a frapporsi al passaggio di Marlen Sosa e dall'altra parte Chica Maniero si è fatta scappare la Severino, autrice del gol, e a quel punto poteva arrivarci solo Vicky Carretta, ma il tiro era veramente molto preciso il 7. Intanto finisce il primo tempo sul risultato di 4-2, lascio a te il commento prima dei 10 minuti di riposo. Si è andato in vantaggio l'Italia al 2,51 con Tagnotto sul tiro diretto, poi il pareggio di Moncovio sul tiro di prima intenzione, sull'assist se non erro di Silva, e poi al 10,28 Santos anche qua di prima sul tiro di Sousa, e poi il pareggio 12,58 di La Polla in controattacco sull'assist di Maniero, e poi al 10,39 il rigore di Santos, il rigore ribattuto e ripetuto, e poi al 24,20 Severino segnava il gol del 4-2 sull'asti di Sosa, il 4-2 che insomma da questo doppio vantaggio che doveva gestire il Portogallo, e l'Italia doveva attaccare e cercare di ridurre il gap, e poi cercare, insomma, abbiamo già visto che l'Italia in attacco può dire la sua, probabilmente un po' di stanchezza c'è perché comunque siamo a fine stagione, il caldo si fa sentire in questa seconda giornata di Golden Cup, e vedremo poi tra qualche minuto il secondo tempo di questa partita tra Italia e Portogallo. Noi ci risentiamo, ci prendiamo questi 5 minuti di pausa e poi ritorniamo in diretta.
Torniamo in diretta dal pavellone municipale Vittorio Oliveras della Riva. Stavamo guardando i festeggiamenti del Trissino, campione intercontinentale dell'hockey su pista, seconda volta come dicevamo, ma qui c'è una partita che doveva essere giocata dalle azzurre in svantaggio per 4-2 con i due gol segnati negli ultimi 6 minuti del primo tempo da Santo e Severino, che decidono il match. Dopo, insomma, che l'Italia era andata in vantaggio a inizio gara e poi anche aveva recuperato il 2-1 con l'ottimo contropiede. Marcello, ovviamente l'Italia sta scontando, insomma, questo cambio generazionale che piano piano progressivamente sta attuando. È stata una fase nel primo tempo in cui è riuscita a trovare dei buoni fraseggi in attacco, quello che dovrà probabilmente fare anche nel secondo tempo. Sì, secondo me più che il cambio generazionale oggi stiamo pagando una serie di leggerezze in difesa e di disattenzioni che hanno lasciato troppo spazio agli attaccanti del Portogallo, che non sono certo le ultime arrivate, e ricominciamo il secondo tempo allo stesso modo, regalando subito questo contropiede. Attenzione a chiedere sempre i miracoli di Vicky Carretta, perché non possono arrivare tutte le volte. Purtroppo tantissime palline perse, non pressate, quindi senza alcun pericolo. Un'altra grandissima parata. Siamo al 26esimo secondo del secondo tempo e abbiamo già visto 2 interventi da parte di Vicky, che evidentemente confermano quello che dicevamo in precedenza. Vedete, non riusciamo a uscire dalla nostra metà pista a causa dei troppi errori nei passaggi, e questo è un po' la cifra di questa partita, che secondo me va al di là e al di sopra di tutte le altre considerazioni. In pista Orsato, la Polla, Maniero e Tamiozzo, le 3 inossidabili, insomma, giocatrici che ormai da 5 anni sono il cuore pulsante di questa nazionale, e Orsato che è rientrata dopo la staffetta con la Rossetto, mentre il Portogallo schiera Santos, Silva, Sousa e Moncoio, mentre tra i pali a vincendamento c'è Maria Vieira, non certo la prima, la seconda del campionato portoghese. Anche lei, insomma, penso che ne abbia vinti tutti questi 10 titoli scudetti, portarlo con il Benfica. Qui l'Italia si complica ancora un po' la difesa, perché non riesce a sparare via la pallina di Silva, appunto. Poi Santos ancora per Silva, addosso a Carretta, la Polla non riesce a spazzare via. Ancora la numero 6, serve Sousa, poi Santos subatte il suo tiro dal bastone di Orsato, riparte l'Italia ancora con poca precisione. Maniero lotta contro Silva, poi la Polla esternamente per Tamiozzo. Tamiozzo si accentra, cercava anche l'assist a Orsato. Maniero, poi serve Tamiozzo, ancora Maniero per la Polla. La pura per Tamiozzo alla distanza, cercare la Polla che non riesce a trovare la pallina ribattuta dal portiere Vieira. Silva dall'altra parte, ancora Carretta, decisiva, una parata in uscita. Si continua la fase di difficoltà, siamo riusciti a mettere la pallina fuori dalla nostra metà pista in una sola occasione. Veramente difficile riuscire a pensare a una reazione se non si mettono a posto alcuni fondamentali come quelli della difesa e anche del passaggio in fase di costruzione, perché fino a questo momento è lì che abbiamo preso le mazzate più violente. Attenzione a un altro tentativo di Marlene Sousa di entrare, questa volta Pamela La Polla riesce a frapporsi tra lei e l'avversaria. Orsato, ora bisogna costruire, quindi comincia il difficile, subito il pressing, pallina messa in avanti, ancora una volta intercettata alla 3/4 di campo. Sousa distribuisce assist anche in questa occasione, e anche in questa occasione c'è la parata. Poi attenzione Orsato, c'è Maniero davanti da sola, Orsato ritarda troppo il passaggio, quando lo fa arriva la deviazione del difensore portoghese, quindi altra occasione sprecata e di nuovo Portogallo in avanti. Ancora con Santos per Silva, ancora le due scambiano la pallina, interviene Maniero,
L'Italia in difficoltà in questo avvio di ripresa sotto di 2 gol rispetto al Portogallo. I fari di squadra 2 Portogallo, 7 Italia. Sousa contro Orsato. Sousa per Santos al centro, Silva si gira, serve ancora a rimorchio Santos, la palla colpisce anche Santos, ma ancora lei a deviare. Un altro tentativo di Sousa, alleggerisce un po' Tamiozzo, ma è più veloce Moncovio. Poi Sousa. Difficile anche per Massimo Giudice in questa fase, lo vediamo molto concentrato a guardare soprattutto la fase difensiva per capire quello che si può tentare di fare per rimediare a questa situazione. Non ci sono cambi in vista, non ci sono indicazioni particolari, sta osservando il CT l'evolversi della situazione. Qualche pallina proviamo a recuperarla con Elena Tamiozzo, che però quando parte è troppo sola, perché c'è anche, ripeto, molta stanchezza, soprattutto Maniero e Orsato ci sembrano quelle un po' più in difficoltà in questa fase. C'è un tiro indiretto per la nazionale italiana al 5:08. Orsato sulla sfera per la palla, vediamo se l'Italia riesce a uscire dalla fase difensiva. Ci riesce con Tamiozzo servita da Maniero. La stessa Vicentina cercava l'ingresso della piemontese, non è arrivato ancora. Moncovio è già dall'altra parte il Portogallo e segna con Santos, ma tutto il gol è di Moncovio, che si è sciroppata in 5 secondi tutto il campo, ha trovato Santos libera, mentre l'Italia era un po' in ritardo, allarga le braccia la polla con Tamiozzo e quindi il 5-2 al 5:26 mette il triplice vantaggio. Vediamo qui la veloce ripartenza di Moncovio, la rivediamo anche in slow motion. Sì, davvero tantissima velocità, perché da 2 metri a Elena Tamiozzo e al centro non c'è la chiusura sull'autore del gol, e dunque è tutto facile per il Portogallo in questa fase. Triplo vantaggio per la formazione lusitana, inizio difficilissimo per le azzurre in questo secondo tempo. Ci aspettavamo una reazione, abbiamo avuto invece la conferma dei problemi visti nella peggior parte del primo tempo, e ora vedremo se ci sarà modo di arginare un po' questa strabordanza del Portogallo. C'è intanto Rossetto pronta al cambio, Pamela La Polla, il gol di Elena Tamiozzo. Ci voleva veramente come una medicina quando si è malati questo gol di Tamiozzo, che ha trovato l'inserimento sulla sinistra. Bello l'assist di Pamela La Polla, preciso, e torniamo a -2. L'Italia, quando ha veramente uno spiraglio, un tentativo, un attacco limpido, riesce a segnare. Questo sicuramente è una bella situazione in quanto riguarda, insomma, quello che si porterà l'Italia dopo questa Golden Cut, perché insomma appena trova uno spiraglio, appena trova Tamiozzo e La Polla e Maniero che dialogano tra di loro, riescono a segnare e a incidere la partita. Ovviamente bisogna arrivare a quel punto, cosa che l'Italia non è riuscita per le larghe fasi di questa partita. 6:34, 3 Italia, 5 Portogallo. Orsato sulla destra, Orsato esce, la palla al centro, Orsato non riesce a arrivare, La Polla per un pelo per riaprire completamente la gara. Forse l'assist era leggermente troppo veloce e La Polla ovviamente superwoman com'è non è riuscita poi a deviare. Il Santos d'altra parte, il gol è un diagonale velenosissimo che incrocia gli sguardi di Vicky Carretta a segnare ancora il triplice vantaggio al -7. Qui non è colpa della difesa, un bel tiro sinceramente di Santos. Carretta forse non so, stata una deviazione o cosa, comunque non è riuscita a deviare questo diagonale. Peccato, comunque Santos segna il suo 4º gol in questa partita di 5 segnati dalla squadra rossoverde. Peccato, perché poteva essere il gol di Elena Tamiozzo un momento per rimettere, non dico in discussione la partita, ma quantomeno in difficoltà le lusitane, che hanno invece trovato subito di nuovo il +3. Ora ci prova ancora la nazionale azzurra con questo errore però di Elena Tamiozzo, che fa ripartire in contropiede, ma con la difesa ormai che rientra delle azzurre.
e anche il Portogallo ora commette un piccolo errore sul quale provano ad approfittare le giocatrici della nostra nazionale con questo passaggio di Pamela per Elena, la pallina in mezzo e un'occasione d'oro questa sprecata dall'Italia. Avevi ragione tu, un altro briciolo di spazio lasciato alle azzurre e azzurre immediatamente pericolose. In questo caso Pamela, proprio ho sentito mentre tu parlavi che proprio ha chiesto il passaggio di Tamiozzo, e poi questo fraseggio veloce con Maniero. Non abbiamo ancora visto questo bello scambio veloce con Maniero. Le due giocano insieme in club, ma neanche mi ricordo, ho visto le partite ma non mi ricordo questo scambio veloce, e per un pelo la Polonia non ha avuto la possibilità di segnare il gol, il quarto gol. Quindi l'Italia comunque alzata la testa dopo il triplice vantaggio, il doppio triplice vantaggio, e quindi cerca di rimanere in partita la squadra di Giudice. Intanto è arrivato l'ottavo fallo delle azzurre. Sousa per Coelho, è entrata anche la numero 2 Marrujo, che è all'esordio, 16 anni. Anche lei arriva dalla nazionale Under 17 che ha giocato quel torneo all'Uso nel 2021, dicembre 2021. 5 sono le atlete italiane che ha giocato quel torneo. L'Italia che in quel caso perse la finalina con il Portogallo, dietro le due catalane, il Palau e il Matarò. In questo caso l'Italia ne porta 5 in questo torneo, il Portogallo solo 2. Il Portogallo comunque, ripeto, ha un'età media più alta rispetto alle azzurre. Ora Tamiozzo, tentativo per Maniero, questi lunghi passaggi intercettati dal Portogallo, uno dei problemi della squadra di Giudice sin dal primo minuto di questa partita. Ricordiamo anche il calendario: alle 20:30 Catalogna-Francia, la potete trovare e vedere su YouTube cercando la federazione catalana di patinacce, perché bisogna stare attenti, ci sono tante federazioni catalane. E poi alle 10:30 domani mattina ritorniamo in diretta qui su YouTube, FIS Rock e Pista con Italia-Francia, guarda che comunque è decisiva per la classifica finale, per arrivare al fatidico terzo posto. E poi alle 12:30 Catalogna-Portogallo, la finale annunciata di questa Golden Cut femminile 2023. Fallo su Tamiozzo, è il fallo numero 4, anzi numero 3. Numero 3. Rossetto entra al posto di Maniero, quindi doppia linea giovane in questo quartetto esterno con Orsato e Rossetto, e due pilastri della nazionale Under 17 femminile che ritroveremo nell'Europeo di Correggio tra 2 mesi e mezzo. Tamiozzo, tiro velenosissimo, Paravieira, ma bella la conclusione di Tamiozzo, che non ha avuto tante possibilità di fare questi tiri che sono, insomma, li abbiamo visti anche in la specialità della casa. Sì, esatto, ci sono mancati, ma insomma il Portogallo allenta un po' la presa in difesa, e l'Italia comunque le occasioni le trova, e quando le trova le crea molto pericolose le azioni. Ora Teixeira, interviene Vicky Carretta. Il paradosso, Stefano, è che l'Italia oggi ha subito 6 gol contro una squadra che l'ha messa molto meno in difficoltà di quanto non abbia fatto la Catalogna ieri, che di gol ne ha fatti 3, di cui uno praticamente a partita conclusa, una partita tutta sofferenza, con le avversarie sempre all'attacco, ma con una determinazione in difesa, un'attenzione ai dettagli decisamente maggiore rispetto a quella che abbiamo visto oggi, che ha permesso al Portogallo appunto di segnare a ripetizione e arrivare a ben 6 reti. Teixeira per Marrujo, che non riesce a fermare la pallina, ma ancora lei che recupera la sfera per Coelho, poi Marrujo contro Carretta recupera anche questa ribattuta un po' confusa delle portoghesi. Erano in due sul tap-in, sulla corta respinta della Breganzese in forza al Liceo La Corugna. La polla per Orsato, cerca di alzare la testa la squadra di Giudice. Orsato per Rossetto, però il passaggio è veramente sbilenco per Tamiozzo. Siamo all'11:28, 6 Portogallo, 3 Italia. Ricordiamo i 4 gol di Santos, un gol di Severino e un gol di Moncovio per le azzurre, 2 per la Polla e 1 per Tamiozzo. Santos contro la Polla, serve al centro Coelho, riparte in qualche modo l'Italia, soffrendo anche in questo caso. Rossetto, che di solito riesce a velocizzare l'azione, ma non riesce comunque a superare
la metà pista un po' tutte sulla pallina. Ora la Polla apre per Tamiozzo, fatica l'Italia però a costruire, sembra che la pallina talvolta rallenta, talvolta si velocizza, non salta un po' spesso, l'Italia non è riuscita un po' a trovare questo feeling. Sì, c'è anche da dire che l'inserimento di due atlete, di un gruppo di atlete giovani, richiede tempo. L'abbiamo detto ieri, lo ripetiamo oggi, l'Italia è arrivata qui con 4 allenamenti sulle spalle. Attenzione a Tamiozzo che prova ad andare in avanti, c'era forse un'irregolarità ai suoi danni, si lamenta con il direttore di gara. Dicevamo, è arrivata con 4 allenamenti sulle spalle che non sono sicuramente sufficienti per amalgamare un gruppo nuovo, soprattutto un gruppo con una diversità di esperienza, di provenienza, di età così ampia come quella che Massimo Giudice e Laura Minuto hanno portato qui a Voltregà per questo torneo. Attenzione, Rossetto ora ha un'occasione, non riesce però ad andare alla conclusione, l'aveva cercata Pamela La Polla. Orsato ancora in avanti, c'è bello il lancio di Tamiozzo per Orsato non trova però la via del gol, aveva avuto una bellissima occasione anche ieri, non riesce a concretizzare. Intanto Marta Cerato pronta all'esordio, ieri non è entrata in pista, è stata l'unica delle convocate a non essere entrata in pista. Tamiozzo, cercare la Polla, la trova, si gira la Materana, riesce a concludere, deviato il suo tiro dal bastone della difesa rossoverde. Cambio anche il Portogallo, entra di nuovo Severino, la giustiziera di quella medaglia di bronzo a San Juan, quella finale, 3 volte passato, ancora Rossato in area, non c'è il fallo sulla trissinese sedicenne. Comunque è andata via con grande personalità anche in questa occasione Anna Orsato. Sì, tra le ragazze più giovani sicuramente quella con più sicurezza dei suoi mezzi, anche Rossetto forse può costare ancora, è stata già al mondiale a San Juan. Rossetto probabilmente non è forse nelle sue migliori condizioni fisiche in questo Golden Cut. È tentata, come hai detto te, Cerato al posto di Orsato. Cerato 19enne, trissinese anche lei. Ora Tamiozzo, ovviamente anche lei forza al Valdagno, quindi sono 3 trissinesi in pista e una materana. A Tamiozzo, Rossetto, La Polla. Scadono i 45 secondi, però Time out dal Portogallo. Per il Portogallo siamo al 14:40, però non ho capito se era fallo o... No, secondo me sono forse palla alta, sì. avrebbe potuto fischiare, l'unico fallo che ci poteva stare, ma stavano finendo i 45 secondi, il cronometro è fermo a 1 dalla fine del tempo a disposizione delle azzurre. Sì, poi pallina alta, sì. Sì, credo che fosse quello il ragionamento. Ora vedremo un attimo con l'ingresso di Cerato che cosa cambia nella nazionale italiana, ovviamente in termini di centimetri e chilogrammi qualcosa di meglio, anzi qualcosa di più di meglio bisognerà vedere rispetto ad Anna Orsato, che lo ribadiamo in queste 2 partite ha sicuramente fatto vedere cose interessanti su cui poter lavorare. Ora vedremo Cerato che cosa combinerà in quest'ultimo scampolo, anzi in quest'ultima metà, poco meno del secondo tempo, ultimo quarto di gara. Pallina alta, infatti fa ampi cenni l'arbitro, quindi pallina per le azzurre. Un secondo per andare alla conclusione. Vediamo cosa si inventa la Polla. Scusate. La Polla con Tamiozzo, vediamo quale sarà l'idea. La danno praticamente la pallina. Era un tentativo di allontanarla, non riuscito benissimo. No, assolutamente no. Ultimi 10 minuti, 6-3 per la squadra portoghese. Così salirebbe a 6 punti in classifica contro 0 della Francia e dell'Italia, ai 3 punti della Catalogna, poi la Catalogna più tardi. Giocherà nella stessa pista, nel piastellato del Pavilion Municipal Vittorio Oliveras della Riva contro la Francia, per arrivare anche lei a 6 punti, quindi dopo giocarsi ipotetica finale, l'ipotetico trofeo contro appunto la selezione locale domani alle ore 12:30. Cerato per Tamiozzo. Tamiozzo chiama il movimento di Rossetto,
i due giocano insieme a Cerato con il Valdagno, ancora Tritico Valdagnesi in pista, una giocatrice della Rolle Matera, sempre la Pola in pista in questo torneo. Cerato recupera la pallina sul tentativo di Tamiozzo, qui però la pallina salta. Sì, non è un fondo regolarissimo, no, regolarissimo, nonostante sia una pista storica, l'abbiamo detto già ieri, è una pista che ha visto 6 Coppe d'Europa femminili, 3 Champions League, in una cittadina di poco più di 3.000 abitanti, però evidentemente è storica, ma anche insomma il livellamento non è perfetto, ci prova Coelho, frana probabilmente addosso. È storica anche l'ultima manutenzione. Probabilmente, anche se le balaustre, anche lo zoccolo delle balaustre sembra anche rifatto, quindi probabilmente qualche piastrella leggermente, qualche millimetro è avuto questa, la prima è saltata proprio sulla bastone di La Polla, che ora è in posta per Rossetto contro Coelho. Alla meglio la numero 7 portoghese, serve Severino, tiro impatta sulla caviglia di Maniero, arriva Silva, Carretta in qualche maniera spazza via Teixeira, poi per Severino, anche lei 17 anni, ora Moncovio al centro per Silva, Moncovio ha 25 anni, mentre Silvia ne ha 26, insomma giocatrice di esperienza a questi livelli. Teixeira, tiro per Silva, per fortuna la Pola ha deviato questa pallina, era battuta a Carretta. Riparte la squadra azzurra, oggi in tenuta completamente bianca con numeri rosa. Rossetto Tamiozzo, una pallina velenosa in area a cercare il pattino questa volta di La Polla, era quasi arrivato la sua conclusione, comunque era invitante. Sono quelle azioni che l'Italia cerca spesso, perché le due, anche se non giocano nello stesso club, ma quando arrivano in azzurro si intendono molto spesso già dalle prime partite. Intanto rientra Maniero al posto di Rossetto. Chicca Maniero, nata a Novara, poi cresciuta acusticamente prima a Novara, poi a Correggio, e ora gioca nel campionato femminile con la DEC, con Rolle Matera, nel campionato maschile in A2 con il Correggio. Al centro proprio lei, questo tiro centrale, non è arrivato La Polla, che comunque lotta come veramente la miglior La Polla di sempre. Poi in questo caso poi è arrivata anche il raddoppio, è arrivato anche il bastone del portiere. Silva però non riesce a... Ed è arrivata anche La Polla da dietro a prendersi questa pallina. Veramente un capitano che sta dando tantissimo a questa nazionale, non solo oggi, ma da quando è diventata inamovibile per la squadra di Giudice. Probabilmente dopo quel torneo ai Chicche, Cile, campionato del Cile e mondo. Cina, ha preso in mano questa nazionale per menare La Polla insieme a Tamiozzo e a Erika Ghiardello, che ieri era qui con noi a seguire la partita. Ovviamente Ghiardello non c'è in questa stagione per problemi lavorativi, ma l'Italia dovrà trovare soluzioni nei prossimi mesi prima dell'Europea, che si giocherà dal 2 al 8 ottobre, la sede da definire. Quindi avrà un po' di tempo la squadra azzurra con Giudice per cercare di arrivare pronta a quell'evento. Non aveva tanto, però insomma una settimana prima qualche allenamento in più sicuramente. Cerato! Una prima conclusione della Trissinese sul passaggio di La Polla. Insomma Cerato, esordire col gol non è da tutti. Assolutamente. 18-46, 19 anni per lei, compiuti da poco. Cerato il gol al 18:46 sull'ast di La Polla. Insomma dai, quando l'Italia ha dei momenti chiari, limpidi in attacco, anche l'efficienza offensiva non è male, perché 4 gol non è che ha avuto tante occasioni l'Italia, però quando trova veramente il pertugio riesce a incidere. Ora vediamo, attenzione, perché siamo già qua col Portogallo che non centra lo specchio della porta in 2 occasioni, 6-4, 5 minuti da giocare. Vediamo se questo gol rianima un po' le azzurre e dà loro la forza di provare a cercare anche qualcosa di più. Intanto qui Vicky ci mette il bastone e consente a Pamela La Polla di lanciare subito in avanti Elena Tamiozzo. Maniero è libera, Cerato, Maniero è mancato il momento giusto a servire Cerato, che era già pronta a deviare, come nel gol poco fa, deviare di prima intenzione il tiro centrale.
La Polla per Maniero disturbata dal raddoppio delle portoghesi, sempre con un baricito molto alto. Mi siamo dimenticato di ricordarlo, ma veramente spinge tanto il Portogallo e ovviamente rischia anche, se l'Italia riesce a trovare il passaggio giusto, rischia di soccombere. E sicuramente le azzurre ci proveranno ad andare a recuperare questi 2 gol, non staranno certo lì a guardare. Attenzione però a non scomporsi, qui Cerato era caduta al centro dell'area, aveva perso l'uomo e abbiamo corso davvero un grandissimo rischio. Severino per Sousa che parte da dietro, il metronomo portoghese che insomma è rientrato proprio nel gol del 6-4 azzurro. La Polla, scusate, Sousa per Sofia Silva, ma Maniero c'è, Maniero assolutamente presente in questa occasione, che ora riprova anche il contrattacco con l'assist centrale. C'è Tamiozzo che sfiora il gol, riesce a recuperare la pallina. Cerato per la Polla, è velenosissimo questo tiro di La Polla. Tamiozzo, con il salto di Tamiozzo. Esatto, il salto di Tamiozzo, forse la Polla cercava proprio il bastone di Tamiozzo, ma era troppo sulla traiettoria e quindi ha dovuto saltare. Qui bella conclusione veloce di Moncovio, una delle migliori del Portogallo, la numero 3, soprattutto più attiva. Maniero intanto l'Italia si fa vedere avanti, ma non controlla bene. Maniero recupera la numero 4 Severino, intercetta Tamiozzo un po' sulle gambe, la trisinese, ma riuscita in questo caso a dividere la pallina. Esce Silva, entra Santos per gli ultimi 3 minuti del match. Ora il Portogallo ha abbassato i ritmi, cerca di non perdere la pallina, cerca anche di segnare con Sousa. Però attenzione all'Italia, perché quando riparte o c'è il raddoppio, se no sono problemi per la squadra lusitana. Sousa dietro la gabbia di Vicky Caretta, Tamiozzo con esperienza recupera la sfera, serve Cerato sulla sinistra, tutto libero, c'è libero a destra Maniero, si accentra Cerato, poi scambia con Maniero, ancora questa pallina che salta sopra il bastone, colpo su Maniero, a terra la numero 7, viene fermato il gioco. Ovviamente ha colpito con la testa. No, gli ha dato una manata, secondo me, in ripartenza la giocatrice del Portogallo, così mi è sembrato di vedere in diretta. Quindi adesso andiamo a rivedere se ci ripropongono il replay. Maniero che comunque si rialza senza problemi, non la vedete inquadrata perché è sulla sinistra del nostro teleschermo, con la cui entrare nella inquadratura. C'è anche il time out chiesto da Massimo Giudice quando mancano 2 minuti e 54 secondi alla fine della partita, con l'Italia sotto per 6-4. Si lamenta Elena Tamiozzo per il colpo subito in questo frangente da Maniero. Proviamo a vedere se si vede da qui. Non è questa l'azione, questa azione del gol di Cerato. Eccolo qua, il gol di Marta Cerato che bagna l'esordio con la marcatura. E ci aveva riprovato un minuto dopo, però è mancato il passaggio giusto proprio di Elena Tamiozzo, sua compagna di squadra. Però insomma ci abbiamo visto un Ossato che comunque in bolla, presente in ogni nazione, in attacco e in difesa. Ovviamente conta un po' l'età, 16 anni, la statura, ovviamente il fisico, che ovviamente è ancora in fase di crescita come la maggior parte degli atleti che troviamo in panchina. Cerato ha fatto questi 5 minuti molto bene, si è mossa bene. Ovviamente c'è anche un po' l'emozione dell'esordio, questo non è inutile nasconderlo, in un settore femminile ci può essere, però insomma ha inciso, forse Massimo Giudice cerca questo, cerca che le ragazze entrino e segnino non un gol, ma segnino proprio il ritmo, comunque un esordio positivo senza commettere troppi errori. Si riprende dunque per questi ultimi 2 minuti, quasi 3 di gioco, con Vicky Caretta che fa partire l'azione delle azzurre con Maniero che cerca e trova Tamiozzo, e da queste alla Polla c'è il blocco, c'è Cerato in mezzo all'area, marcatissima dalla Moncovio, e ora ancora le azzurre che manovrano a centropista. Occorre trovare il momento per l'inserimento, arriva a questa conclusione e poi c'è un colpo alla testa tra di loro, in effetti lo dice anche chiaramente Chicca Maniero, le 2 giocatrici portoghesi sono scontrate tra di loro. Tanto i falli ne abbiamo più ricordati, sono 5 per il Portogallo, 8 per l'Italia.
Sarà un tiro indiretto per la squadra rosso-verde del coach Antunes. Severino, Santos, gli ultimi 2 giri di orologio. Qui in diretta dalla Catalogna, nel cuore della Catalogna, questo bacino infinito di giocatori e giocatrici. Moncovio per Sousa, ancora le due scambiano la pallina. Moncovio si immola addosso a Carretta, bella conclusione veloce, ma l'Italia ha questa superiorità numerica temporanea. Maniero, il tuo tiro è un po' troppo esterno, recupera la pallina la Polla, poi Maniero in mezzo a due, Maniero per la Polla, tiro, in qualche caso potrebbe anche arrivare un tiro velenoso, non riesce a incidere questa pallina, quindi para Vieira. Ultimi 90 secondi, comunque l'Italia ha avuto occasioni nel secondo tempo, assolutamente, nella seconda parte. La Polla per Maniero, c'è libera Cerato, vicinissimo al gol Italia. Vieira con il guantone destro riesce a deviare questa pallina incisa dalla trissinese numero 11. Sousa alleggerisce un po' il Portogallo, che sta un po' soffrendo negli ultimi 6-7 minuti, da quando l'Italia è ritornata sotto con il risultato, dal triplice vantaggio al duplice vantaggio. Moncovio per Santos, gestisce la pallina ora il Portogallo, con Sousa scivola la Polla, Sousa, arriva anche il bastone di Maniero a cercare di allontanare la pallina dallo slot azzurro. Ancora Sousa contro Maniero, dalla meglio la portoghese, 10 volte campione di Portogallo col Benfica. Cerato interviene prima Severino, ultimi 30 secondi per Moncovio. Moncovio per Santos, quindi ancora Moncovio, serve Sousa, tutti sulla balaustra, attenzione però agli inserimenti delle lusitane. La Polla per Maniero, Tamiozzo, ultima azione per l'Italia in questa seconda partita, alla meglio Santos, recupera pallina Tamiozzo, serve al centro Cerato, ultimo secondo, non arriva all'ultimo tiro, finisce qui, 4 Italia, 6 Portogallo. Andiamo velocemente a ricapitolare tutti i gol e poi andiamo ai commenti finali. Al 2.51 Tamiozzo portava avanti l'Italia col tiro diretto vincente, 7-20 Moncovio, tiro in velocità segnava l'1-1, poi il 2-1 immediato 10-28 di Santos sull'assist di Sousa, poi il pareggio dell'Italia con la Polla sull'assist in contropiede di Maniero, poi 18-39 Santos sul rigore tagliava un po' lì le azzurre dalla partita, poi 24-20 il gol che allargava il passivo a 2 gol, 4-2 segnato da Severino sull'assist di Sousa, è il gol secondo me più importante per il Portogallo, perché ha messo questo duplice vantaggio che è riuscito poi a gestire nella ripresa, portando a 3 il vantaggio sulle azzurre, al 5-26 Santos sull'asse di Moncovio, poi al 6-08 Tamiozzo segnava il terzo gol sull'asse di La Polla, un bello scambio veloce tra le due, poi al settimo Santos ritornava a più 3 e poi al 18-46 Cerato ritornava a -2 sull'asse di La Polla. Un'Italia, Marcello, che a fasi alterne ha avuto, diciamo, state più le fasi sfortunate in fase difensiva che non quelle in fase di offensiva positive, diciamo così, una fase alterna l'Italia in questa partita rispetto a ieri. Sì, è una partita sicuramente peggiore dal punto di vista difensivo rispetto a quella che abbiamo visto ieri, nel senso che ieri l'abbiamo detto, pressione continua di una squadra nettamente superiore a noi che è la Catalogna, e 3 reti subite, e tantissime parate ovviamente di Vicky Carretta, ma ce ne sono state tante anche veramente quest'oggi. Oggi alcuni dei gol del Portogallo sono stati favoriti da errori anche banali da parte delle nostre ragazze, che forse erano un po' più stanche, un po' meno concentrate. Abbiamo visto cose migliori in attacco perché ci hanno dato la possibilità di giocare, cosa che la Catalogna ieri non ha fatto. Abbiamo dato minuti alle nuove, in particolare anche a Giorgia Meneghello, che in questo caso è entrata a difendere la porta per l'espulsione di Vicky Carretta, poi Anna Orsato. Intanto c'è voi non lo vedete perché ci hanno oscurato le immagini, ma un abbraccio lunghissimo tra Marta Cerato e Cristina Santochirico sulla panchina delle azzurre. Marta Cerato che oltre a esordire ha segnato, Anna Orsato e Ludovica Rossetto che hanno giocato a lungo.
È questo quello che dobbiamo portare a casa. Si poteva fare forse qualche cosina di più, ma con il Portogallo abbiamo ormai un gap da recuperare abbastanza ampio, che si è visto anche quest'oggi. Ci vorrà tempo per tornare ai livelli in cui abbiamo visto le nostre ragazze battere a più riprese la formazione portoghese. Esatto, ricordando il World Roller Games a Barcellona e anche soprattutto l'europeo portoghese, se non erro, all'uso, quando riuscivamo a prendere l'ultima medaglia di bronzo a livello senior femminile, e ovviamente dopo c'era di mezzo il mondiale 2022 a San Juan, che ha tolto via dal podio le azzurre. Noi siamo ai saluti finali, vi ricordiamo domani 10:30 su YouTube Fisirock e Pista la terza e ultima partita con la Francia, partita ovviamente decisiva per le azzurre per arrivare al terzo posto, ambito, perché comunque insomma anche a livello europeo serve una vittoria contro la Francia, che ultimamente non è stata più la nostra bestia nera, ma è stata sempre ben controllata. Noi ci vediamo domani 10:30. Da Stefano Zamperia e Marcello Bugarelli, la Peculiari, buonasera e ci rivediamo domani mattina in diretta.